Il tabaccaio è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale per essere medicato. Ha subito un colpo alla testa e qualche scoriazione alle mani. La rapina è avvenuta nel primo pomeriggio. Due malviventi travisati con caschi integrali che hanno fatto irruzione nella tabaccheria di Stefano Fanton armati con un coltello. Mentre uno teneva la vittima distesa a terra, l'altro apriva la cassa per portare via i soldi della giornata. Un bottino di circa 500 euro. Poi sono fuggiti in sella ad una moto in direzione Put verso il centro città. L'uomo, tramortito e sotto shock, ha chiesto aiuto ad un negoziante accanto. Sembra che i banditi, un adulto ed un uomo più giovane, parlassero con accento veneto. I carabinieri hanno già acquisito le telecamere di videosorveglianza per cercare di identificare i rapinatori. A soccorrerlo per primi il negoziante e la titolare di un bar di fronte. Eravamo fuori là seduti e ho visto proprio la fine, no? Quando il signore là, il Stefano, il tabaccaio, no? È uscito aggrappato di uno di loro, erano in due, no? E l'altro aveva il motore acceso, è salito sopra e sono scappati. La donna si è subito precipitata dal tabaccaio per vedere come stava. Era in stato confusionale, normale, non riusciva a parlare e io non pensavo fosse così, non me l'aspettavo che mi diceva che era col coltello, ha detto che aveva un coltello, era l'altro, era seduto, steso, no? Nelle fasi immediatamente successive alla rapina è giunto sul posto anche il cugino di Stefano Fanton, Pier Antonio Fanton, ex presidente Ater e amministratore comunale. Una rapina durata pochi minuti, scossi i cittadini. Un nostro cliente è venuto a pagare un premio e fondamentalmente ci ha accennato di aver visto del movimento, carabinieri e quant'altro, quindi siamo usciti a vedere. La barista ci spiega che ora ha paura. Un colpo messo a segno in pieno giorno, in una zona trafficata e frequentata, in una strada che non mancano le telecamere di videosorveglianza. Ora è caccia ai due rapinatori.